Andrea Zampar era un bravissimo giocatore di basket che aveva le capacità di vedere le opportunità all'interno del campo di basket. Lo stesso nella politica, e in 5 anni ha dimostrato di riuscire a cogliere le opportunità, passare la palla ai suoi compagni di squadra e riuscire sempre a portare a casa dei buonissimi risultati. Per la seconda puntata del Ponte Risponde, oggi un altro gradito ospite. Come vedrete, il nuovo ospite arriva dall'alto. Consigliere comunale, assessore, parte attiva nell'amministrazione attuale del comune di Cervignano. Inizierei con le domande, Ivan. Perché scegliere la lista al Ponte? La lista al Ponte perché è come un buon vino biologico che con le nuove introduzioni, con i nuovi innesti di ogni annata migliora una cosa che è già tradizionalmente molto buona. Indicami 3 aggettivi per definirlo meglio. Andrea è una persona che sa sognare, è un sognatore di professione e di competenze, ed è un sognatore che sa concretizzare. Dall'altra parte è un altruista, sa quando passare la palla e sa come passarla, sa come gestire la cosa in comunità. L'ultima caratteristica è lungimirante, vede lontano, riesce a capire quali sono le opportunità che si aprono davanti a lui. Un consiglio che puoi dare per la sua nuova avventura. Il consiglio ad Andrea è al mattino di alzarsi, tirare un sospiro e con tutta la determinazione di cui è capace giocare questa partita, che è una partita impegnativa ma molto intensa e che darà sicuramente soddisfazione. Un in bocca al lupo. Ringraziamo Ivan per la sua intervista e ci vediamo alla prossima puntata con il Ponte Risponde.